Insomma, vorrei dire una roba anche mia al signor governatore Zaia, perché insomma, ormai siamo diventati anche parenti e se vediamo sempre, ti vediamo sempre per televisione, ti sei bravo, bravo, bravo ti e anche a Emanuela, quella casa qua, a Lanzarin. Ah, bravi, bravi, ma mi bisogna che facesse un appello cari. A non posso più star casa, amico, che femmina. Ah, è una roba terribile, guarda qua. È il corpo del reato. Questa sierpa qua mi fa sempre fuori una massea. A me orba. E non fosse solo che quello che mi sono anche abituato. Ma adesso cosa fai? Mi non so. Benedetto il Signore. Acciappa, annetta dappertutto. Ah, trova fuori le medagliette della Cresima che era su un canton che non si era mai andati nessuno. La va a trovare anche quello. Ah, va su in garage a torme una roba, vengo su, fermo, fermo. Come che fosse un vigile, fermo cosa? Uno a volta, uno a volta. Ah, so da solo, non cosa mia nessuno è dentro di me. Che vuoi che sia? No, fermo, a me misura subito se ho febbre. A son da solo 5 minuti fa, sono tornato su acqua a febbre. Mino, so a diventare una maniaca. Per terra, fermo, smetti su le scarpe che sono contaminate. Ah, me lo dici in italiano. Che sono contaminate. A toso e ciaspo e vengo su con le ciaspo e mie. Ah, non so neanche più come inventarmi, Saia. Aiutami, tia, fa qualcosa, ti devo per fare delle robe, dei miracoli ti devo per fare. Ti devo per darti da fare in una maniera, tia e Emanuela, che sei proprio bravi. Ma aiutami anche a me, vero? Anche a me, un avvio un poco di coscienza per un vecchiotto che le ciappa cosita con una femmina. Maria Santissima! E a sierpa, e avanti in drio, non gli posso mia pi, sono io per andare via di testa. E che sono un santo uomo, e ora cerco anche di far andare bene robe, ma va bene un giorno, due, tre, oh, tu sì, a siamo arrivati che se 15 giorni ormai che siamo a casa con queste situazioni qua. Faccio un appello nazionale, facciamo qualcosa, che vuoi anche. Io non lo so, insomma, non voglio capire parole, non ti posso più. Zaya, mettiti in mano sulla coscienza, mi raccomando.